Buonasera a tutti, bentrovati, grazie per essere qui, parte di questo incontro che oggi abbiamo voluto trasferire e condividere con tutti quelli che hanno deciso di trascorrere un po' di tempo con noi. Vedo una bellissima inquadratura, ci troviamo a Fonni e questa è la gente che abita questa località meravigliosa della Sardegna. Fatevi un applauso e viva Fonni! E viva la festa della Madonna dei Martiri! Fede, tradizione, suggestioni, un'isola che parla con i colori davvero di un'intensità unica e rara. Fonni è scrigno della memoria, tanta storia è passata da qui e in occasione di questa festa davvero c'è una comunità che si ritrova da sempre con quell'entusiasmo che esprime la parte interna del cuore, che è devozione, che è tradizione, che è voglia di ritrovarsi per rinnovare ancora una volta davvero quell'appartenenza. Qui ci troviamo nel punto più in alto dell'isola, parlando dei centri abitati, e stasera vi racconteremo un po' di storie che arrivano anche dalle altre comunità della nostra terra e della nostra regione. Ma iniziamo con i padroni di casa e applaudirei, se siete d'accordo, gli amici del tenore Suconnottu di Fonni. E così restituite verità anche quando con un suono, come abbiamo visto poco fa e come vedremo tra poco, o accompagnato dalle voci, quel ballo si muove lento, elegante, davvero con quel carisma che riesce a trasferire in chi guarda l'emozione di chi esegue quella danza, in piazza come sul palco, come quando lo si rappresenta. E l'applauso in questo caso è per gli amici dell'associazione Brazzallos di Fonni. Eccoli qua. Una bellissima realtà che da un po' di anni crea ricerca, organizza iniziative per valorizzare la cultura e quel patrimonio che a Fonni si difende, e ovviamente anche quando nelle altre occasioni come nei grandi appuntamenti dell'isola rappresentano la comunità, lo fanno davvero con l'orgoglio di un'appartenenza. Loro ci regalano Ballussartiu e lo fanno accompagnati dalle voci e del tenore Suconnottu, che apre però con una Vo' e Notte. Un applauso per Fonni. Maria de Sor Martire Reina, mamma de su divino Redentore. Fatti cantare in palco, est un onore, fonne devotuati e schivettas, o meghina, chi è patti pena, se dolore. Sana sormades, curasos afannos, e fa che ghidore, ma sa che Maria de Sor
fatti cantare in palco e stono, fatti cantare voglia di cantare in palco stono, sana sormale scura sosa fannos e fa che chi dure ma sa che e fa che chi dure ma sa e ma fa che chi dure ma sa ma fa che chi dure ma sa ma fa che e si podia che venturi zeri in alto a volare gli attiri a visitare Columba in Saposento Columba in Saposento e si orare podia li zeri a dormire li zeri a dormire giro di vaghero giro e protti e scorre mia e protti e scorre mia e protti e scorre mia sapeva di sorprende mi dia mare mi dia sare destra si podia via e si podia e si podia destra che zeffiri in bravo pende li zeri pende soschini mare soschini mare Esaiati ore o canto e canto e canto e canto Michele so canto Michele satarre rantare mare antare le rantare le ma si spio ore si spio e nessuno ore di selde cando accesa de favoro cura de favoro santura de geria se musura saiati favore o canto e canto ma canto ma canto Michele satrarre rantare mi dia o tetti non è o tetti non è si inchina subito si dorre erano si dorre salvestare si persone o profaghe orazione si dia mare si dia impegnare cade celeste candore di selde vida di selde vira si podia che venture zerina mare le zerina volare le zerina volare ma si ora via si orare podia liseria forma liseria firo liseria firo di affaghe di affaghe un giro e protti le scorre mia ma sendando in compagnia odia appena e chi soffrinde mi dia mare mi dia sare destra ma si podi via e si podi già finestra che zeffiro l'intrano lende rizeri e prone ma soschini sol mare soschini sole tentare saiati in favore ma canto ma canto mi sol mare ma canto mi sol stentare antare mi dia antare mi dia
ai si spio e solo d'ore o tetti mandoi non è o tetti pandore io non è si inchinano subito si torreranno si torreranno di no salvesta le gente non è salvesta le gente persone profaghe orazione si dia mare si dia imbeviare di selde mesa di selde candare fesa de favolosa ora de geria sensora de singora mare de singolare bellesa e dai romano s'intesa prodeira mare prodeira e amorare esaiati in favore o canto e canto e canto e canto mi sol parre o canto mi sole s'attrarre rantare mi dia antare mi dia ai si spio ed è solo d'ore ma si poria ai si poria vento lizeri mare lizeri al tuo mare lizeri al tuo mare iatiri a visitare Columba vento Columba in Giappo sento esiolare polia lizzeria forte firo di faghere di affaghere giro di affaghere giro e protesco mia ma mia sentandosi in compagnia odia sappena e chi prende sappena e chi soffrinde mi dia se mare mi dia se sale l'estra mi dia se sale l'estra si podia via e si podia sa finestra che zeffiro prende che zeffiro entrare rende liseri promende saia in favore o canto mi chiede so canto mi chiede s'attrarre ro canto mi chiede attrarre rantare mi dia antare mi dia de ai si spio ed l'ore si spio ed è solo l'ore cade celeste l'ore di selde vita di selde vita tornare o tetti l'ora o tetti allora io non ne si inchina subito ma si dorre era ne si dorre era nade no ma si dorre era e si dorre era nade no salvesta resi persone ma profaghe orazione si diana mare si diana invegliare ma si dorre era si torre era nade no. Le casupole di pietra bruna, coi tetti di scandule sovrapposte a guisa di squame di pesce, aprivano sui viottoli le porticine nere, i balconi di legno corroso, le scalette, talvolta inghirlandate di vite. Il pittoresco campanile della Basilica dei Martiri, emergente dal verde delle querce del vecchio cortile del convento, dominava il quadretto del paese disegnato sul cielo di cristallo azzurrino. Sono alcune frasi, alcuni versi di Cenere. Grazie a Deledda ha ben descritto Fonni, le sue atmosfere, quelle suggestioni che continuiamo a raccontare anche nel presente, con un suono, questa volta quello prodotto dalla Monica Bocca e da Antonio Chillocci. Ballu Torrao, ancora un applauso per gli amici dell'Associazione Culturale Brazzallos.
Io lo farei un altro applauso per gli amici del gruppo folk Associazione Culturale Brazzallos di Fonni. Io ho una targa che voglio consegnare a voi a nome del comitato dei festeggiamenti della Madonna dei Martiri del 2017. Lo consegno qua al centro a voi, va a tutta l'associazione. E se mi permettete, io vorrei qua vicino a me anche il tenore Suconnotto con un bel applauso, perché prima ha cantato per noi e c'è un piccolo componente di Fonni, un amico piccolino di Fonni. Piccolino, quanti anni hai? 9 e mezzo. Insomma, per stare un po' più piccolino. E come ti chiami? Raffaele. Raffaele. Quanti Raffaele siete a Forni? Un'infinità. Ne conosco tanti solo io. Questa si è leggermente scolata, ma non importa. Poi la consegneremo intera al tenore Suconnotto. Intanto tu gliela dai da parte di tutti noi. Chiudi che è rotta. Non vogliamo far vedere che è rotta. Dalla, che se no facciamo una brutta figura. L'apriamo dopo, quando siamo a casa. Un applauso forte agli amici del tenore Suconnotto, a Raffaele, all'Associazione Culturale Brazzallos e ai nostri amici suonatori che hanno accompagnato questa prima parte di danze. Con l'applauso abbandonano il palcoscenico. Grazie davvero, grazie di cuore. Sulle note dell'applauso lasciano il palcoscenico perché stiamo già preparando il prossimo inserto che in qualche modo ci fa viaggiare dentro questa grande regione che è la Sardegna. E ci trasferiamo idealmente al nord, nel Coros Logudoro, Usini, un bellissimo centro. Anche lì tanta storia è passata, le feste sono l'occasione per ritrovarsi, per poter sfogliare le pagine di un altro modo di rappresentare la tradizione. Adesso ascolteremo con la voce di Leonardo Spina un ballo cantato a Susinesa e accompagnato anche dall'organetto di Giuseppe Cubedo e dalla chitarra di Claudio Pes. Sarà un momento per dare il benvenuto a questa associazione che proprio l'anno venturo compirà i suoi primi 20 anni. Loro organizzano una rassegna internazionale di grande prestigio a Manutenta nella prima decade di agosto e stasera sono qua e li accogliamo con un bel applauso. Gruppo Folk San Giorgio di Usini. Eccoli qua. Anche per loro tante manifestazioni, sono reduci da un successo ben accompagnato da applausi e da consensi che Sassari ha tributato nei loro confronti in occasione della cavalcata sarda, ma sono già pronti per proiettarsi dentro un'estate ricca, ricchissima di appuntamenti. Loro stasera ci regalano questo ballo in apertura, ovviamente col passo del Logudoro. Gruppo Folk San Giorgio di Usini. Canti, stanno cominciare,
E questo era il primo ballo di Usini. Intanto ringraziamo i tantissimi che stanno seguendo la diretta. Alcuni saluti dal Belgio, oppure Sebastiano Bua, non so se ha origini fonnesi, lui ci ha scritto in questo momento dalla Costa d'Avorio e manda il suo abbraccio a tutta la comunità di Fonni. Fonni, sangue del mio sangue, scrive Giannicola. E ancora Cubeddu per te Giuseppe, grande organettista, scrivono, quindi questo era un messaggio per te. E poi da Napoli con nostalgia Angela Dalu, e ancora saludos da Barcellona Iacu. E poi insomma continuate a scrivere, lasciate le vostre impressioni, se avete i saluti non solo per Fonni ma per tutto quello che volete esprimere nei confronti della vostra terra che qua stasera si sta raccontando. Noi abbiamo il piacere di restituirvi insomma questo momento d'affetto, anche attraverso un altro ballo che loro adesso eseguono, accompagnati da Giuseppe Cubeddu. Ancora un applauso per il gruppo folk San Giorgio di Usini.
Grande applauso per gli amici di Usini, come abbiamo detto si apprestano a iniziare quel percorso di festeggiamenti per il ventennale, perché nel 2018 scatta davvero questo grande appuntamento. Sai cosa facciamo? Consegniamo la targa ricordo a Siria, che è una componente di questa formazione che ha debuttato stasera a Fonni, quindi il suo esordio avviene qua in questa comunità e questo applauso ovviamente non te lo potrai dimenticare mai. Cara Siria, sei bellissima e hai un bellissimo sorriso. Grazie davvero. Allora salutiamo ovviamente anche Claudio Pes, Giuseppe Cubeddu e Leonardo Spina che hanno accompagnato questa formazione. Facciamo quella ruota di saluto anche con queste note di accompagnamento. Usini! Io sono già in compagnia sul palco di alcuni amici che tra poco ci regaleranno un momento molto particolare che presenteremo con le giuste parole, però il saluto vorrei che fosse già indirizzato nei loro confronti. Sono gli amici di Seneghe, amici delle tradizioni popolari, di quelle che la comunità esprime nei suoi momenti migliori. Balladores di Seneghe, un applauso forte. E invito sul palco anche su contratto Vincenzo Uda, che avrà il piacere tra pochi secondi di intonare il primo canto e poi di accompagnare il ballo con le voci, e poi ci sarà un altro momento che vi racconterò, perché davvero stasera idealmente stiamo trasferendo una suggestione di questa comunità del Montiferru, che ogni anno il martedì di Carnevale di mattina affiora davvero come un sentimento comunitario, perché tutti si ritrovano a ballare e loro in maniera spontanea e libera hanno pensato davvero di regalarci quel momento che ci riporta a quella situazione così particolare che solo ed esclusivamente a Seneghe si vive in occasione del Carnevale. Ma prima di darvi le voci e di consentirvi di regalarci questa poesia, c'è un amico stasera molto caro per me, molto caro per tutti, e qui a Fonni è amato come ovunque, ma forse per voi lui nutre un affetto particolare, perché questo è il luogo del ritorno, sempre il luogo dell'abbraccio. Ci ha insegnato anche con il suo ultimo libro che gli ultimi sono quelli che sognano a colori. Un bel applauso per padre Salvatore Morittu. Eccolo qua. Io ogni volta che incontro padre Morittu vivo di emozioni vere, perché lui ha messo la sua vita al servizio della vita degli altri, di quelli che inciampano, di quelli che hanno non una ma più difficoltà, di quelli che faticano a volte a rialzarsi, ma che in lei trovano sempre il sostegno, mai il pregiudizio, mai il giudizio, a volte quell'atteggiamento severo che serve, che però è sempre accompagnato da una parola buona e da un'azione altrettanto energica. È per questo che Fonni stasera le tributa un altro bellissimo applauso, perché siamo orgogliosi di averla qui all'interno di queste mura, ogni anno a Capodanno e poi a Ferragosto in diversi momenti. So che lei ci teneva a dire qualcosa ai fonnesi stasera. Sono veramente grato all'amico Giuliano di questa opportunità non aspettata, però tanto desiderata in senso di cuore, cioè di poter dire un particolare grazie alla comunità di Fonni, perché Fonni ama me, ama i miei ragazzi e ci ama tanto, per cui noi veniamo sempre volentieri a Fonni. Da 35 anni dico che Fonni è per noi come Castel Gandolfo per il Papa. Noi veniamo per 4 giorni a Capodanno e 4 giorni a Ferragosto, ospiti del mio convento di Fonni. Veniamo tutti qua perché? Perché vogliamo imparare da questa comunità, da ciò che la natura offre, come saper vivere le feste.
Sapete che per i miei ragazzi Capodanno, Ferragosto sono due feste segnate purtroppo da tante trasgressività nel loro passato. Riscoprire la festa bella, la festa pulita, la festa non inquinata, sia qui a Forni sia nelle escursioni che facciamo intorno a Forni, a Punta la Marmara e quant'altro, è sempre veramente una riscoperta di radici sane, belle, profonde, pulite, di cui hanno tanto bisogno. Io sono orgoglioso di questo per Forni e sono orgoglioso perché Forni è un paese, una comunità veramente solidale. Io la sento da tanti anni sempre vicino, il suo volontariato, la sua modalità di fare del bene, di stare vicino a tutti è veramente quanto mai esemplari, direi, da proporre, e questo ve lo volevo tributare come un onore che vi gratifica e nello stesso tempo porta la responsabilità di conservare queste belle radici. Poi un'ultima cosa, Giuliano, se mi permetti, voglio ringraziare coloro che hanno organizzato la festa quest'anno, la leva dell'80, ecco, lo meritano veramente. Perché nei festeggiamenti hanno voluto inserire la presentazione di questo libro, Gli ultimi sognano a colori, che ho scritto insieme a Giampaolo Cassita, dove parliamo veramente di una cosa alla quale teniamo molto. Attraverso la mia vita io ho una passione insieme ai fornesi, che è quella per i cavalli. Sapete cosa vuol dire nella vita puntare su cavalli zoppi? Incredibile, una cosa che mai nessuno pensa di fare. Noi l'abbiamo fatto con l'aiuto di tanti, insieme a tanti riusciamo a rimettere nella vita dei cavalli che forse non sono di puro sangue, ma sono dei cavalli dignitosi che sanno interpretare bene il loro nuovo ruolo nella vita. Grazie Forni, grazie. A volte si cade, ma se si ha il coraggio, la forza, l'opportunità di ritornare a correre, allora il traguardo è ancora più avvincente ed è una vittoria sicura già dalla ripartenza. Grazie a quest'uomo, un uomo del fare, Padre Morittu, grazie di cuore. E allora anche a lui e a tutti quelli che amano il bel canto noi regaliamo la vostra esibizione. Il canto di Seneghe viene interpretato dall'impasto vocale del subcontratto, forma particolare ed unica che si differenzia da altre espressioni di canto a tenore. Noi adesso ascoltiamo Studiantina, un applauso per subcontratto De Vincenze Uda di Seneghe.
Adesso ballo e canti due, su questo canto si muoveranno anche i passi degli amici di Seneghe e poi presentiamo il terzo momento che torna a quello che abbiamo detto in apertura. Ancora Seneghe. Accomodo gentile, chi sia suo dovere puntuale, ma rimirete, ma rimirete, ma rimirete, ma che resta il mondo mira di le mi cambia la brandale sovrasiale, ma rimirete, ma rimirete, ma rimirete. Ma mi vuole la pacchetta non uguale, ma non canta meraviglie, la rimirete, la rimirete, la rimirete, ma tu inchini anche con voi, cantatore, non è terra, sei con il procurato, ma vedere con voi, la rimirete, la rimirete, la rimirete, ma non legge muore come hai aperto il mio si manca cari vedo che lo va a toccare tale tempo la libertà la libertà la libertà ma io in sala poi deve diventare che sono come sono che nari dio di come che nari altre tocca che diventa la libertà la libertà ogni mare fa scadore sangue sempre tenza lo retro poi fa la piscina la libertà la libertà la libertà mai non nasconde sangue scarlatina ma bella sola mano delle venta la libertà la libertà la libertà ogni mare che nell'inter prende sangue torna il trasulato di un cartone varia pende nave sola con la libertà la libertà la libertà vada che mi alma sabe come poi non mai a colorare un calone la libertà la libertà la libertà il pantalone fuori del volto e che a me la veramente come me brave gente mi fanno se sconto la libertà la libertà la libertà
dimmi te, poi paga il disco, tengo il piede, mani, vanno, non tagliare, anche solo zone, areni, arenare, quindi calma, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, poi pallone, cavanara, la padrone, romone, non solidone, studio, appena cade il marmo, la dimmi te, la dimmi te, ma dimmi te, poi passo in quelle che si come alle flore, come tagliare, scavo, idea, la come pelo, queste bar, come trattato al pena del colmo, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, poi male per mani, niente paga lui, sulla tua moratore, malucato, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, poi vale scaute del come vuole fare, ovviamente mi ha dato un rombo, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, poi male per sul cane, sul pane, il male di guardare, devo dire, devo il male come vuoi dire, che ti hanno bene trovare, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, poi male che mi stemme pure a dire, e mi cambia sale come sociale, mi vuole sapere chi vuoi fare, vale, ma la non va per dire, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, poi male tu che li ave, poi cacca, non stare se, con il procura non va a vedere voi, la dimmi te, vai all'illera e domma, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, poi male del muro, torne all'aperto, il mio si raccoglie carite, con il nuovo la carita del cielo, la dimmi te, la dimmi te, vai all'illera e domma, la dimmi te, la dimmi te, la dimmi te, dai domma. Grazie a su contratto de Seneghe di Vincenzo Uda e ancora un applauso per i balladores di Seneghe. Avete visto il ballo libero e spontaneo, quello che davvero in piazza si evolve con la libertà che la festa suggerisce. Loro adesso ci regaleranno sulle note della fisarmonica di Riccardo Murru, amico di... Dovete continuare a cantare voi un momento, non me l'avete detto questo? Ah, devono fare il ritorno, ecco. Comunque fra poco ascolteremo dalla fisarmonica di Riccardo Murru questo ballo e prazza e danza, ma adesso c'è ancora un momento che serve al tenore per accompagnare il ballo e per congedare se stesso. Quindi ancora un applauso per gli amici di Seneghe. Una traina roviava morra e venirà sul monte delle che sul marimirite, palma di mirite, palma di mirite, palma di mirite, vai capastura in sul luogo de su sanna e mera bilontosa, alma di mirite, palma di mirite, palma di mirite. Tombano e manate dosso tanto, ma è bonate ville bonitotto, il marimirite, palma di mirite, palma di mirite, palma di tomba e bene fatta e di buono molto, valere una vittoria il primo amore, fatta di Raffaele suo vittore, le dono rende ratto guarnira, palma di mirite, palma di mirite, palma di mirite. Ma la troppo sa natura favorita, vero e perseguita di un teno, ma di mirite, palma di mirite, palma di mirite, tomba non cammino il vento sul cammino, e sembra di non vuoi vinta, non vuole fare di un cuore vinta, e ti tratta il mio nome pago, ma di mirite, palma di mirite, palma di mirite, tomba non rischia cade, dove cade bravo, lo vuole stimolare. Nevidosa una raina rovia palma di mirite, palma di mirite, palma di mirite, tomba un istinto del potere, straineta della raga, non sta chiara, mi diamo per la
rimini te, con pai una d'ancora ne affliscono e vesina via scomoriscono, la rimini te, la rimini te, la rimini te, con bavo rischi tanto stippa nata blu, la sangue cavi e ne merda olla, le rubi e ne sale la col, una raina rubi alla cosa, la rimini te, la rimini te, la rimini te, con bavo lui, l'hanno caricato, ma le fatte scordate sera con vai feroci del con vai tele non i nome su Achille, la rimini te, la rimini te, la rimini te, con bave sentinella che sono alti, le candine in una canna di corrare, la rimini te, la rimini te, la rimini te, con vai su accanto come vorricare, le giove buone scale ne scaglia, la rimini te, la rimini te, la rimini te, la romba. Grazie a tutti. Congediamo e ringraziamo gli amici de Sucuntrattu de Seneghe di Vincenzo Uda. Dicevo prima di Riccardo Murro, adesso lui è pronto con la fisarmonica e di fatto nell'accompagnare questo ballo e prazza e danza insieme rende omaggio anche a un suonatore caro a tutti nella memoria e per quello che ha tracciato anche con la sua simpatia e non solo con la sua musica, Mario Feurra. Quindi un applauso per lui e a te il piacere di ricreare quel martedì di carnevale mattina che solo a Seneghe si vive. Seneghe, un paese che balla.
Seneghe. Davvero la vostra esibizione, torniamo indietro, vi chiedo, così torniamo verso il centro del palco, è servita quasi come un invito a visitare la vostra comunità in occasione del Carnevale, dove veramente, vi ripeto, si crea una magia unica, perché la comunità balla e chi arriva balla con la comunità, perché si lascia trasportare anche dal piacere di una visione, ma poi far parte davvero di questo grande movimento diventa un'esperienza unica. Vieni vicino a me, così vorrei che anche gli amici del subcontratto ci raggiungessero al centro, perché vi consegniamo questa targa ricordo che gli amici del comitato hanno voluto creare per voi e ovviamente per gli amici del gruppo folk. Quindi magari venga la signora avanti, la consegniamo a lei e facciamo un bel applauso da parte di tutta Fonni. Grazie davvero agli amici di Seneghe. Siamo davvero contenti che avete messo insieme questo momento per animare la festa di questa comunità. Ovviamente ringrazio anche Riccardo che vi ha accompagnato. Potete pian piano abbandonare il palcoscenico, anche perché questa volta lo riempiamo di voci, le voci del canto a tenore, espressione che meritatamente ha avuto anche quel sigillo dell'UNESCO che oltre 10 anni fa ormai lo ha dichiarato patrimonio immateriale dell'umanità. E loro sono una bella espressione di questo canto. Arrivano da Bitti e Bitti lega il suo nome anche alla forza di questa esperienza, ma la giovane età dei protagonisti è una dichiarazione di futuro, perché davvero la loro forza invoca la poesia, la interpreta e lo fa davvero con l'eleganza dell'impegno che ci mettono davvero a dare continuità a quello che hanno avuto in eredità. Gli amici del tenore Vizzichesu, quindi gli amici di Bitti, un applauso per loro. Eccoli qua. Io ho presentato in diverse occasioni il tenore Montebannitu e 3 di loro ne hanno fatto parte e io ho chiesto a Mario poco fa come mai avete cambiato il nome e mi ha detto una cosa molto bella: nonostante 3 dei 4 fossero partecipi di quella formazione, cambiare nome significava rispettare quel progetto così come si era sviluppato, e dare questa nuova denominazione significava anche ripartire da quell'esperienza con un altro vigore, con un altro sentiero da tracciare, e lo faranno stasera ovviamente con i canti del loro repertorio e con il piacere del nostro ascolto. Su tenore Vizzichesu. Dessa Sardigna vonne su portentu, posta de gen argentu in sa cornice de martire sa santa protettrice, chi ti solleva dai da ogni tormento ma se perado e mal fatto felice, onore goi mai ne a potento Ino che canto prosa prima via, procurto ringraziare ti queria. E questa rosa incarnata peregrina
non pare sardasino e il furistera e non pare sardamasino e il furistera oh e rosa de Spagna oh è rosa di Spagna verdadera, oh è rosa nascida in Palestina, oh è rosa nascida in Palestina. De sorfiare les gusta, de sare melina, io reseca donnale, es primavera, fiorelle chi adornare esse primavera e Diana la miro gloriosa en su manzana, la miro gloriosa en su manzana. Ebbi donna ponderosa, a segno di mano, fiores amorosos y tenades, quin sarfosas alegra matutina. Oh, quin sarfosas alegra casa matutina. E poi tu bella e voi storturella già chi volate va tu des al montagna già e Maria e fa tu des al montagna già e Maria va tu des al Silvino il sole, io Giordano, Cenna servito in Suriu Giordano e vedo una poderosa e giunta in mano e vedo una Spartel de su una girando
da Orienta a Portogallo, da Olanda si la fortuna, da Olanda si Olanda si la fortuna, in un gioscari non fa in ballo, in un gioscari in un gioscari non fa in ballo, si gira sole in luna, si gira accanto, gira sole in luna, si gira accanto, gira sole in luna, accompagnano all'incontra senza ballo, accompagnano all'incontra senza ballo, che riasposta il muro, che riasposta il muro del cristallo, il balcone della Perugia, vedo una povero giallo, vedo una povero giallo, gustarò incannata peregrina, non pare salta se non foristera, non pare salta se non foristera, no è rosa di Spagna verdadera, no è rosa scrivi in Palestina, no è rosa scrivi in Palestina, ne solfiores tu stessa regina, fiores calorales primavera, Diana mattutina d'essa era, Diana mattutina d'essa era, la miro curiosa su manzanum, la miro curiosa su manzanum, vedo una poderosa aiuto in mano, vedo una poderosa gente rosa, vedo una poderosa aiuto in mano, vedo una poderosa aiuto in mano, vedo una poderosa aiuto in mano, vedo una poderosa gente rosa, vedo una poderosa aiuto in mano, vedo una poderosa aiuto in mano. Duas columbas estimo, ambal mi tene enamore, ambal mi tene enamore, ambal mi tene enamore, e duas columbas estimo, ambal mi tene enamore, ambal mi tene enamore, duas columbas estimo, ambal mi tene enamore, e alas picaramba stimo, e alas lascia il dolore, alas lascia il dolore, alas picaramba stimo, e alas picaramba stimo, e in questa era sana, dormi sacolma mia, dormi sacolma, e dormi sacolma mia, in questa era levante, dormi sacolma, e dormi sacolma mia, sola che ne compagnia, che una è, e che una era in su monte, che una era in su monte, sola che ne, e sola che ne Santo Filippo Neri a San Nera San
m'ha pintado a sandera, 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 nerando a quadrino d'oro a sandera, 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 nerando Santo Filippo Neri a ti ha entregado sascraelle su coro canno querella beria sandera, 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 nerando Vizi Chesu, che se ci pensate è quasi una dichiarazione di identità, un'ostentazione di orgoglio, l'essere parte di una comunità. Il canto nasce dal grido e dal sussurro, dalla gioia e dal lamento, è un gesto sonoro animato da un ritmo, dice Bachisio Bandinu. Mario, amici, ho una sorpresa per voi perché Caterina adesso viene qua vicino e ci consegna questa targa. È felicissima di farlo lei, a nome del comitato e a nome ovviamente di tutti i ballerini di Forlì questa sera. Vieni con me Caterina, grazie davvero agli amici di Pitti. Allora facciamo una cosa, visto che siamo qua insieme, presentiamo i prossimi amici che balleranno per noi, anche perché loro arrivano, ecco l'applauso è ancora per Bitti, ma si prolunga e si estende per chi da Ghilarza ha percorso la distanza per tornare a Forni, e dico per tornare con cognizione di causa. Intanto un applauso per la formazione Sugarruzzu di Ghilarza. Bentrovati amici, bentrovato a Paolo Virdis di Aido Maggiore che li accompagnerà con la semidiatonica. Sai perché ho detto un ritorno? Perché loro che onorano i 40 anni di attività hanno esordito nella festa di Sant'Efisio a Cagliari, ma la primissima trasferta che questa formazione ha fatto, e quindi gli avete portato fortuna perché attraversare 4 decenni significa essere ben accompagnati da un esordio importante, hanno calcato proprio le tavole di questo palco qui a Ofonni in occasione della festa di San Giovanni. Per Ofonni è stato il loro portafortuna e quell'applauso che davvero ha segnato il percorso, per cui un bel applauso per gli amici di Ghilarza. Grazie Caterina, grazie di cuore. Loro adesso ci regaleranno in apertura su ballu e festa bicchiri e passu insieme, e seguirà Saddanza. Ovviamente portano il sentimento della comunità a cui appartengono, tante iniziative, una bellissima storia da raccontare, nutrita di passione autentica. Gli amici di Ghilarza, applauso.
Grazie davvero a Ghilarza. Giovanni Antonio, vieni qua vicino a me perché, sì, da questa parte, perdonami, voglio assolutamente consegnare a te, la faccio io questa volta, la targa, ricordo, perché tu 39 anni fa c'eri qui a Fonni e hai un bel ricordo di allora, me lo raccontavi poc'anzi, e l'affetto, l'ospitalità mi pare che nel tempo non sia venuta mai meno. No, siamo felicissimi, io lo dico a nome mio perché porto la voce anche di quanti 39 anni fa c'erano. Quando abbiamo ricevuto questo invito l'ho gradito e l'ho trasmesso anche a tutti quelli che in 40 anni di attività del gruppo Sugarruzza hanno fatto parte della nostra famiglia. Grazie, a Trosanno.
Grazie a te davvero e ovviamente a chi vi ha accompagnato, a Paolo, uscita a passo di danza, come sempre un applauso per Sucarruzzo di Ghilarza. E ovviamente il nostro viaggio continua dalla provincia di Oristano, torniamo nella provincia di Nuoro, è la volta di Orotelli, un altro bellissimo centro. Quei visi cupi e fuligginosi de Sosturpos ci portano subito alle atmosfere del carnevale. E poi Ortilli, l'antica denominazione Terra d'Oro di Orotelli, questo era il nome. E la formazione che stasera ospitiamo, il gruppo folk di Orotelli, è qui come da sempre, perché a Orotelli si è sempre ballato, c'è sempre stato qualcuno che ha rappresentato quel sentimento della piazza per trasferirlo poi sui palcoscenici dell'isola e nelle più importanti manifestazioni. A Orotelli è nato anche Salvatore Cambosu, cantore solitario e autore di Miele Amaro. Loro adesso presentano Ballutundu e Passu Torradu, Davide Ledda li accompagna, gli amici del gruppo folk di Orotelli.
all'esordio ho avuto il piacere di presentarvi nelle mie trasmissioni televisive, nelle più belle manifestazioni dell'isola, e sempre con il piacere, perché davvero la vostra forza è unica, e dicevo, l'omogeneità delle vostre voci, la forza della vostra vocalità davvero trasmette energia. E stasera c'è una bella cosa, io mi stavo concentrando su questo aspetto, con la quale loro vogliono esordire in questo passaggio fonnese, e cioè richiamando a un canto che una quarantina d'anni fa circa il coro di Oniferi, quello storico, aveva proposto sul testo poetico di un amico di origine fonnese, Giuseppe Marceddo, e non è un caso che loro vogliono aprire proprio con questo canto la loro esibizione. Tenore Santa Rughe di Oniferi, applauso. O vonne sono a mirendatie, caser de Gennargentu, Sareina. Ogni montiguttu, ogni collina, in Iberrusia, manta denie. A poi in canale ardainie, a flusso ormai nord e abba cristallina, può insettare tanto si isola nord e paese vicino so è lontano. Zor martirenno isco canto sunu, a pustir mortos iste in Filippesos. In vita nostra tenimus unu, a puntino che batta ogni ereso. Estamos in comunu, parischi sor martirer fonnesos, vai in Zusero e Turritanu, soldatu des imperi romanu. Tirano isco canto sunu, a pustir mortos iste in Filippesos, a pustir mortos iste in Filippesos. In vita nostra tenimus unu, appunto in che batta un infereso, appunto in che batta un infereso. E ora estamos in comunu, parischi sor martire fonneso, e vai in soldado des imperiu romano, soldado des imperiu romano.
tiresca del nido in questa altura, in questo bello sito profumato, in questo bello sito. Oh fonne di saluto che in premura, a ti e a sintero comitau, a ti e a sintero gusta esta chi tenes en natura, 11 anni che cresca tu nu grado. E chi sa tu essa santa patrona, ca essa più bella desa zona. A cosas estorrada poverita, asilar funesto lusinale, adultera dinara, tu iscritta. Alzate esa corona nuziale, la virtù di dinara fa che passo, in nube tenta respinge su male, in nube tenta respinge su due perversa non de a che scaso, allora scorallina arte su sino, due spones a s'infame vaso, due spones a s'infame despertarsi chi tu nu camino, e fanghe i fangada faccia manna, spostu terra santa sa camino, spostu terra santa sa camino. E per frutida di tenei saianna, ino pelosa cu porter ruina, esorma cacco schirfo zanza ganna, esorma cacco schirfo zanza ganna. E mancarava sotto una cortina, a su pallido viso stripunzido, a comparre sa carre purpurina, a comparre sa carre purpurina. E cannalla asado su marito, che sa sorte adattato uno diletto, una ragantosa amante se arrezzio, una ragantosa amante se arrezzio. Affana da Sadomo e Isuletto, e su quale legittimo un sposo, ardente erba sordate posto in petto, ardente erba sordate posto in petto. A te non esiste coro piedoso, che di così te fa che male a te, chi su a che retto scandaloso, chi su a che retto scandaloso. Isquinas escoladi su camino, esa bruttura ma che malaita, chi da giù te frundido,
a su traino. Suende disattita e attiro a ischerne con l'uno in testa io che fatta l'uniscritta chi narrati tu so e su imbriachera ed intender così sono stanco da chi la stima la sa caffettera gussuyare la raga su bianco gussuyare la raga tu sei in dopo che femmina partera circulante e paular tu vete su tu la eres vos tu me alzura un pezzo schinaria la povestina tirare descardo botte a corcada mi era asado era asado azuvite su azuda eres vestido da era mala pastora era de entender con aquí lastima saga patera aquí lastima saga patera suya era blanco de sindo era un cirele asado más pranzo más quena e corcada mi soe a frente prena bellezza pacizzata in piazza Gallura città de Galluresa bellezza pacizzata sul coro mi che ora chissà sola bellezza chissà tua mirada calana prima esa aurora e su che l'unistella isa terrisolana non ha povida ancora uguale a te è bella moderna in Mosca una forma alza la saluna licenza
moderna, pampa una fortuna, non schia la scurta, una vita eterna. Mosca la forma una vita eterna, a pambona fortuna soschia la scurta. Buonanotte a te, Normento. Tenore Santarucche Dioniferi, venite qua un secondo. Domenico, devo consegnarvi questa targa, ricordo di questa manifestazione. Anche per voi Fonni è una di quelle culle che riesce sempre a rigenerare il vostro entusiasmo, la voglia di cantare, e trovate un buon ascolto, perché questo è l'ascolto di chi intende e conosce. Vuoi salutare come faresti tu? Voglio salutare tutti gli amici che abbiamo a Fonni e a Terra Normento. Grazie agli amici di Dioniferi, Tenore Santarucche. Allora, avete già riconosciuto ovviamente i colori che in questo momento abbelliscono il nostro palcoscenico. Un'esperienza che nasce in anni recenti, quella dell'Associazione Culturale Sorrossa e Monte di Foni, alla quale facciamo un bellissimo applauso subito. Abbiamo aperto con Foni e ci avviciniamo verso la chiusura con un'altra realtà di questa comunità che in occasione di Cortes Apertas organizza una bella rassegna dedicata all'organetto che chiama a raccolta i musicisti da varie parti dell'isola, con le coppie che accompagnano i balli, con quell'aria di festa che si crea in questa occasione. Una formazione che attraversa anche diverse fasce d'età, chi ha 15 anni, chi ne ha qualcuno in più. L'esperienza di chi ha calcato la tradizione passa poi all'entusiasmo di chi si avvicina in tempi più vicini a noi. Io vorrei Cristina vicino a me. Vieni Cristina, vieni, perché mi ha detto una cosa molto bella. Facciamole un applauso. Quando prima ci siamo scambiati due parole e mi ha colpito molto quel passaggio, perché ha detto: noi siamo nati da poco, ma ce la stiamo mettendo davvero tutta per rappresentare nel migliore dei modi il nostro paese, per raccontare il nostro impegno, per indossare anche le varianti dell'abito tradizionale fonnese, per condire di entusiasmo quello che davvero per noi nasce dentro il cuore, quindi questa passione viscerale che abbiamo per le nostre tradizioni, per la nostra identità e per la nostra comunità. Quindi volevo riferire le tue parole in tua presenza a chi in questo momento ci sta ascoltando, e vorrei anche chiederti, sarà Salvatore Noi ovviamente che ci accompagna in questi balli, cosa avete scelto del repertorio fonnese per rappresentare la vostra esibizione stasera? Faremo il ballo Torrau e il ballo Sartiu. E allora un applauso per Sorrossa e Monte.
Sorrossa e Monte, grazie a Salvatore, come sempre. Ovviamente io ho una consegna anche per voi, ve l'affido. Un secondo, fatemi compagnia perché ho due cose. Intanto voglio fare gli auguri ad Andrea Nonne e a Raffaela, perché è nato pochi giorni fa il piccolo Giovanni, sperando che canti a tenore anche lui tanto e nel corso della vita. Andrea, devi offrire da bere a tutti, attenzione perché stiamo per finire. E poi ovviamente su questi auguri voglio ringraziare voi, voglio ringraziare il comitato dei festeggiamenti che ancora una volta ha saputo onorare la Madonna dei Martiri. Questi ragazzi del 1980, queste ragazze del 1980, l'applauso è per loro, davvero hanno organizzato una festa bellissima che non finisce stasera, ma che anche nei prossimi giorni davvero avrà voglia di ritrovarsi anche nello smontare questa grande struttura che hanno messo in piedi per far sì che il paese trovasse il suo contesto di festa. Noi adesso trasmetteremo, perché è tarda la notte ma siete ancora in tanti a seguire quello che accade qui a Fonni in occasione della festa, le immagini della processione che abbiamo registrato questo pomeriggio e che ci fanno rientrare ancora in quel contesto che Fonni ha voluto testimoniare ancora una volta. Dopodiché su questo palco, proprio per chiudere il nostro incontro, ci saranno Carlo Crisponi e Carlo Boeddu e i balli liberi di una piazza che non ha voglia di andare a dormire. Ma l'applauso più bello, non accompagnare l'uscita perché vediamo insieme il filmato, è per l'associazione culturale Sorrossa e Monte di Fonni. Un bell'applauso e guardiamo insieme queste immagini. Allora, che ne dite? Avete visto queste immagini molto belle? Ci portano dentro il finale di questo lungo racconto vissuto a Fonni e che sarà testimonianza anche nei giorni a venire, perché Sardegna Live contiene questa festa e la trasferisce anche per chi vorrà rivederla
e mi farà piacere vedere anche voi che accompagnate ovviamente questo finale di serata. Quindi grazie a Carlo Crisponi, grazie a Carlo Boetu e a tutti voi che ci avete seguito fino a quest'ora tarda della notte da Forni, ma ne valeva davvero la pena. Accendiamo i suoni e viva la Sardegna, sempre. Buonanotte a tutti. Ciò ti manda a mi spiegare chi non me ne a te, ma chi non me ne a te, chi non me ne a te, ma istimami, mi chiappa mare.
intendere una mizza, ma nu coro sono andato a mi intendere una mi, che mi incontra da paizza, ma sul coro, sul coro, sul coro, sul coro, sul coro, sul coro, ma sul coro, sul coro, sul coro, mi innamorano. Morinetta maleghinta e morinetta maleghinta, sorrisa e suvighina, quando li beni s'ammorato che lupa la spinta, digritella, 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 digritella. Segue in diretta, buonanotte a tutti, noi qui continuiamo.
chiegere sa chiegere ma nada ma chiegere sa ispo nada ma chiegere sa isposo nada ma chiegere sa ispo alza su viso sereno e donoso e nada sorridente sorride e nada sorridente sorridente ma e nada sorridente zattie. Sardegna Live, l'isola in un click.